Benvenuti, bentrovati, eccoci all'appuntamento, l'ultimo per questa settimana, l'ultimo, quello dedicato al venerdì, quello che riassume naturalmente quello che andremo a scoprire e a vedere insieme in questo weekend. Attraverso www.venetoglobe.com, l'angolo dove trovate in modo sportivo e in modalità on demand tutte le nostre interviste, i nostri servizi, i nostri reportage per quanto riguarda il mondo sportivo della provincia di Treviso e non solo. Per fare questo ci avvaliamo anche del canale 95 di Caffè TV 24, l'emittente del Nord Italia che trasmette appunto per tutto il Nord Italia, Emilia Romagna e Marche comprese, sul canale 95 per quanto riguarda Friuli Venezia Giulia e Veneto. E allora andiamo ad iniziare questo nostro pre-weekend con la Formula 1 che ritorna domenica sul circuito di Sakhir in Bahrain. Seconda gara del mondiale e tutti aspettano la risposta della Ferrari che nelle prime prove c'è anche stato, soprattutto con il giovane Leclerc. Domenica ritorna anche il MotoGP sul circuito di Rio Hondo in Argentina, anche in questo caso seconda tappa del mondiale e tutti già contro Marc Marquez. Serie A, si parla di calcio in attesa di riprendere dopo la sosta doppia della nazionale con 2 vittorie, Finlandia e Liechtenstein. Ecco gli occhi che sono puntati già questa sera con Chievo-Cagliari per ritornare a vivere l'emozione della Serie A. Per quanto riguarda l'Inter, Icardi è rientrato in squadra ieri, ha avuto la possibilità di parlare, di allenarsi e di stare con tutti i suoi compagni, anche quelli delle varie nazionali che sono rientrati, e si è messo a disposizione per la sfida europea. Si ferma invece sempre in casa Inter Lautaro, sicuramente per 3 gare l'Inter dovrà fare a meno di lui. Anche Ronaldo alla Juventus ha ricominciato piano piano ad allenarsi per Ajax-Juve, ma con massima prudenza, però potrebbe anche farcela. In Serie B, ripresa anche in questo caso questa sera con Cremonese-Verona, mentre domani toccherà alle Venete Cittadella-Padova, è un derbissimo veramente interessante tra un lanciatissimo Cittadella e un pericolante Padova, che però bisogna porre attenzione a questa squadra e lo deve fare la formazione di Venturato. E poi c'è Salernitana-Venezia, si viene dalle dichiarazioni di Joe Tacopina, presidente del Venezia, che ha detto questa squadra non può andare in Lega Pro, è una squadra da Serie B, anche perché stiamo gettando le basi con il sindaco Brugnaro di Venezia per quanto riguarda il nuovo stadio. Andiamo in Serie C, dove domenica Imolese-Triestina, Pordenone Sud Tirol e San Benedettese Virtus Verona. Queste le partite per quanto riguarda le nostre Venete o Trivenete in questo caso. Pordenone 63 punti, Triestina 57, Feralpi Salò 54 punti. Andiamo in Serie D, nel girone C la giornata prevede Adriese Delta Rovigo, Montebelluna Belluno, è un derbissimo Veneto per quanto riguarda il Montebelluna di Checo Feltrin, poi Chions San Donà, Clodiense Ciarlins Musane, Levico Terme Bolzano, San Giorgen Cartigliano, Tamai Campodarsego, Arzichiampo Trento e Union Feltre Este. Arzichiampo sempre al comando con 57 punti, insegue l'Adriese con 56. Andiamo in eccellenza, il girone B è quello che seguiamo più da vicino con le nostre telecamere anche, Mestre Real Martellago, Istrana Treviso, e qui ci sono problemini sul consorzio che a detta di tutti stava per nascere, ce l'aveva confermato anche il sindaco Conte che vedete, però sembra che ci siano delle difficoltà nel far partire un consorzio tipo Universo o tipo Imoco. Si vorrebbe ripartire dall'eccellenza, anche se il Treviso a questo punto è già retrocesso in promozione. Ed allora per l'eccellenza si ventila l'ipotesi Sandri, presidente del Nervesa della Battaglia, anche se in queste ore Sandri ha smentito. Le altre partite: Giorgione Calvinoale, Liventina Lia Piave, si gioca sabato, Union Prom Porto Mansuè, Union QDP Tombolo, Union San Giorgio Luparense, Vittorio Veneto Nervesa, anche in questo caso si gioca domani sempre alle ore 15, riposa l'Eclisse Careni Pievigina.
In promozione, girone D, la lotta è sempre tra Portogruaro e Prodeco Montello, Portogruaro in casa contro il Villorba, Prodeco Montello in trasferta a Favaro. C'è da recuperare un ponticino per la formazione di Marco Marchetti che domenica con il pareggio con il Lovis Spresiano ha dato via libera al Portogruaro che è volato a 66 punti, Prodeco a 65. Sempre per quanto riguarda il calcio e un po' tutti gli sport dilettantistici, insomma, per quanto riguarda il football, per quanto riguarda la palla, domenica ritorna l'ora legale e cambia l'orario d'inizio, quindi delle gare del calcio dilettantistico. Dall'eccellenza alla terza categoria andranno tutti in campo a partire dalle ore 15:30. Cambia anche la Serie D che inizierà mezz'ora dopo, e cioè alle ore 15. Facciamo un tuffo nel calcio a 5 prima del basket. La Camedosson per la Serie A anticipa questa sera in casa contro il Civitella. Siamo alla terzultima di campionato e si cercano i punti e le vittorie che possano dare i play-off. E allora la pagina del basket, come vi dicevo, TVB, Basket Treviso, De Longhi in allenamento, prima della gara di domenica alle 18 si gioca al Palaverde contro Roseto degli Abruzzi. La gara sarà preceduta anche dal torneo 3x3 con le finali che si disputeranno appunto al Palaverde prima della gara contro Roseto degli Abruzzi. Brevemente Max Menetti su questa gara. Però insomma noi siamo molto focalizzati su noi stessi. Domenica ci sarà Roseto, che credo che nell'ultimo periodo è stata la squadra che veramente più ci ha messo in difficoltà di tutte nella partita dell'andata. Insomma noi dobbiamo veramente continuare a prepararci soprattutto mentalmente per i playoff. Questo l'intendimento di Max Menetti. Dalla 2 maschile alla 2 femminile, eccole qui le ragazze di Campagnolo che devono affrontare il Costa Masnaga, che è la terza compagine in classifica, quindi al Palacicogna di Ponzano Veneto sabato sera a partire dalle ore 20 sarà grande battaglia, non mancate. La Ruker Sanve invece nel campionato di Serie B, sono le squadre che seguiamo da vicino, la Ruker Sanve contro Padova, terza forza del campionato, ha vinto sabato scorso, domenica anzi, 74-68 dopo una gara entusiasmante ed avvincente. Ora trasferta a Vicenza alla ricerca di un'altra vittoria per trovare i play-off che sarebbero meritatissimi. Parliamo di volley maschile, ecco qui vedete il cartellone che fa ricordare come la pallavolo Motta festeggi i 50 anni di attività. Complimenti al volley maschile trevigiano, alla pallavolo Motta di Livenza che in queste ore festeggia i suoi 50 anni di attività. Sarà presente Sintini e poi domenica la sfida in casa a Montecchio per sognare una possibile Serie A2. Sarà Busto invece domani sera al Palaverde a chiudere la regular season per la squadra di Daniele Santarelli, che qui vedete salutare il suo pubblico. L'infortunio alla palleggiatrice Marta Bechis complica un pochino la composizione della panchina, insomma sarà da vedere se servirà una palleggiatrice pescando magari dal giovanile di San Donà di Piave oppure se si andrà così con una palleggiatrice unica, cioè Aja Volos in campo, e quindi sperando naturalmente in nessun infortunio. L'infortunio di Bechis fortunatamente è meno grave del previsto, una quindicina di giorni, una distorsione alla caviglia. Ci sono dei problemini poi eventuali che i social hanno già ampliato e quindi la dirigenza ha dovuto correre subito ai ripari. Ci sono dei problemini eventuali per le sfide di playoff, visto che il Palaverde sarà occupato per il concerto di Claudio Baglioni in 2 date, 15 e 16 di aprile, e la Zoppas Arena, che è il secondo campo scelto appunto dalla formazione del presidente Garbellotto per giocare le partite, vedrà il giorno prima il concerto di Fedez, quindi si dovrà trovare un'altra soluzione. Potrebbe essere il posticipo il giorno 16 di aprile sempre a Conegliano, alla Zoppas Arena, oppure emigrare, andare a Padova, insomma per una soluzione al Chionier che non è occupato, e quindi potrebbe essere questa la soluzione. Il Moche Volley Conegliano, a parte la parte finale del campionato, qualificata anche per le semifinali di Champions, si giocano il 2 aprile, quindi martedì si comincia veramente a far sul serio, serissimo, e poi il ritorno il 9 di aprile.
Adesso la Benetton è una Benetton Rugby sconfitta da Connacht, che è andata subito alle fattorie di Maiano in Toscana per ricrearsi, rigenerarsi, creare nuovamente il gruppo, team building come si chiama, e in effetti questo è stato lo scopo di questi allenamenti, di questo stare insieme in Toscana. È andato tutto bene, atleti già rientrati, staff già al lavoro e pronti per la prossima gara, quella che porterà la capolista Leinster da affrontare a Dublino il prossimo 6 aprile. Sentiamo Sgarbi, Alberto Sgarbi, che è uno dei giocatori con più presenze nella formazione trevigiana, molte volte funge anche da capitano, è un po' una pietra storica, una pietra miliare del Benetton, e allora sentiamolo in queste interviste che, vi ricordo, sono integrali su Ben TV, sul sito del Benetton Rugby. Sentiamole. Ho cominciato a giocare a rugby a circa 11 anni, dopo aver provato altri sport, un po' di pallavolo, un po' di pallacanestro, un po' di equitazione anche, che comunque appunto il mondo del cavallo resta un po' una mia passione, e poi un po' di calcio senza grossi successi, e dopodiché mio padre mi ha portato appunto al campo da rugby, un po' dandomi un ultimatum rispetto al fatto che era un po' l'ultima prova da poter fare. E è un po' appunto, come si dice, scoccata la scintilla, e da lì insomma c'è stato solo il rugby, oltre ovviamente a qualche altro passatempo, ma il rugby, diciamo, ha cominciato a far parte della mia vita e poi è diventato il mio lavoro e ovviamente è la mia più grande passione. Sono arrivato a Treviso in un anno in cui c'è stato un po' di cambiamenti, nel senso che diversi giocatori importanti, diciamo senatori, che erano senatori di Treviso, lasciavano, comunque cambiavano squadra, e io insieme ad molti altri giovani siamo arrivati in prima squadra. È stato un po', come dire, un anno un po' particolare, un anno con tanti giovani che hanno peraltro giocato abbastanza in quel campionato, che abbiamo vinto, oltre appunto alla Supercoppa italiana. Quindi sì, ricordo quel tempo come fosse ieri, perché tutti questi anni vissuti qui sono passati veramente veloci, quasi non me ne rendo conto. Penso sia una cosa positiva, perché appunto rende l'idea di quanto ancora uno si diverta e non pesi fare questo tipo di attività, che comunque è un privilegio, un onore, ma comunque impegnativa dal punto di vista fisico ovviamente e mentale. Di quegli anni sì, sono talmente tanti ricordi che è difficile anche ricordarli tutti davvero. Sono sposato con Maria Sole, abbiamo un figlio, Isacco, abitiamo in campagna, ci piace la natura e cerchiamo di vivere, sì, come dire, in modo semplice, gustandoci ciò che abbiamo attorno. Appunto il ciclo che adesso stiamo vivendo con Kieran Crowley, che ha portato un po' un modo nuovo di lavorare. Ci sono stati molti cambiamenti, sia appunto nel parco giocatori, diciamo, per quanto riguarda lo staff. Molto entusiasmo sicuramente, molta responsabilizzazione dei giocatori e un lavoro veramente in sintonia tra staff e giocatori, e questo penso stia appunto portando dei frutti. Sicuramente gli investimenti fatti dalla società in termini di allenatori, giocatori, strutture stanno portando dei frutti importanti, e penso che continuare in questa direzione e rimanere coi piedi per terra anche, e avere pazienza di continuare a lavorare in una determinata maniera ci farà raccogliere altrettanto, e quindi solo penso che il futuro possa essere veramente positivo.
Versione integrale di queste interviste sul sito del Benetton Rugby per BenTV, le abbiamo realizzate così. Domenica Treviso Marathon, è tutto pronto oramai, una Treviso Marathon fatta di tante novità con un filo conduttore che è il fiume Sile e la restiera poi. Tutto inizia comunque già oggi, è già iniziato con l'apertura alle 12 dell'Expo Run, poi domani si continuerà in Prato in Fiera con la staffetta alle 9 del mattino, la Corri in Fiera alle 10:30 e successivamente presentazione dei top runner della Treviso Marathon. È tutto pronto, si dia il via e noi naturalmente vi racconteremo quello che succederà nel weekend che ci andiamo a preparare a trascorrere per voi, con voi e naturalmente per noi. A tutti voi buona giornata!